Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina. Apriamo con la cronaca: tragedia della strada questa mattina a Solbiate Olona. Luca Rusconi, 54 anni, di Busto Arsizio, ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua motocicletta e un'automobile. L'incidente fatale è avvenuto in via Perfagnano Olona. È andata sul posto per noi Veronica De Rio. Tragedia della strada questa mattina, mercoledì 11 giugno, a Solbiate Olona. L'ingegnere Luca Rusconi, 54 anni, di Busto Arsizio, è morto in seguito allo schianto tra la sua moto, una Aprilia di grossa cilindrata, e un'auto, una Opel. Lo scontro è avvenuto in via Perfagnano Olona, sulla strada provinciale 2, a un incrocio. Sono state soccorse anche le due donne a bordo dell'auto. Sul posto gli operatori sanitari con un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero decollato da Milano, presenti anche i carabinieri di Busto Arsizio, oltre alla polizia stradale che ha effettuato i rilievi. La dinamica è al vaglio ed è in fase di accertamento. L'uomo era un appassionato di Lego fin da bambino ed era tra i fondatori di un'associazione italiana di adult fan dei mattoncini, i più famosi del mondo. Una donna è stata investita questa mattina da un autocarro in via Borghi a Varese. Le condizioni della settantenne sono gravi. Ha infatti subito un trauma cranico e altri traumi al volto, all'addome e a un braccio ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9:30 sulle strisce pedonali all'altezza della fermata dei bus davanti al supermercato Esselunga. Ad occuparsi di accertamenti e ricostruzioni sono i carabinieri della stazione di Varese. Più sicurezza a bordo di taxi, treni e autobus in provincia di Varese. Questa mattina a Villa Recalcati è stato siglato un protocollo alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e dell'assessore regionale Romano La Russa. Vediamo il servizio. Un importante accordo per la sicurezza dei trasporti pubblici con la partecipazione di Prefettura, Regione Lombardia, RFI, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia di Bacino e dei comuni di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. È stato siglato questo pomeriggio a Villa Recalcati e ha come obiettivo la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate o nelle aree di sosta del trasporto pubblico e per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di taxi. Il prefetto Salvatore Pasquariello, insieme all'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, ha evidenziato l'importanza di una presenza visibile delle forze dell'ordine per scoraggiare i reati. Rinnovato anche il protocollo per la polizia stradale a Malpensa, valido fino al 31 gennaio 2027, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Escursionisti in difficoltà sulle montagne del Verbano Cusio-Ossola, giornate di superlavoro per i soccorritori. In questo servizio le immagini del salvataggio di 3 turisti tedeschi rimasti bloccati in Val Grande. Vediamo. Brutta avventura ma a lieto fine. 3 turisti tedeschi in vacanza in questi giorni sul Lago Maggiore sono rimasti bloccati durante un'escursione in Val Grande, nella parte meridionale del parco, quando uno di loro è scivolato nei pressi di un corso d'acqua. Tutti e 3 sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nel territorio di San Bernardino Verbano grazie all'impiego dell'elicottero Drago di Malpensa, con a bordo i sommozzatori che hanno provveduto al recupero in sicurezza di 2 donne. L'elicottero del servizio sanitario ha invece trasportato in ospedale l'uomo, che ha riportato traumi alle gambe. La bellezza dei boschi di Orino nel parco regionale del Campo dei Fiori deturpata dalle discariche abusive che affiorano lungo le strade e a margine dei sentieri. È andato sul posto per noi Francesco Sambugar. Nel cuore verde del Varesotto, tra Caldana e Orino, la bellezza del paesaggio si scontra con uno spettacolo desolante. Ai bordi dell'SP39 e lungo i sentieri che attraversano il bosco si estendono vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Sacchi neri, taniche, plastica, resti edili e perfino un divano, tutto abbandonato tra gli alberi. Un gesto di inciviltà che ferisce un territorio conosciuto per la sua tranquillità e i suoi percorsi naturalistici. I residenti denunciano da tempo la situazione, ma il degrado continua e mentre la natura prova a resistere, il paesaggio paga il prezzo di comportamenti irresponsabili. Un problema ambientale, ma anche di immagine, per una zona che merita rispetto. E infine lo sport, canottaggio, presentata questa mattina la tappa varesina di Coppa del Mondo Atleti in Acqua da venerdì. Il servizio con le immagini di agenzia Blitz.
Questa mattina la presentazione da venerdì le gare conto alla rovescia in esaurimento per la Coppa del Mondo di canottaggio a Varese, la prima grande competizione remiera globale del nuovo ciclo olimpico con destinazione Los Angeles 2028. Ai blocchi di partenza 39 nazioni e un totale di 600 atleti provenienti da tutti e 5 i continenti. L'Italia, prima per numeri, guida la kermesse insieme ad Australia, Cina, Gran Bretagna e Germania. La rilevanza dell'evento e i suoi riflessi positivi al di fuori dei confini dello sport sono stati sottolineati questa mattina nella sede della Canottieri Varese alla presenza di autorità sportive, politici e amministratori. Sport, turismo e ricadute economiche, dunque la Coppa del Mondo di canottaggio ha un'importanza per il territorio che va oltre le gare. Non solo sport, sono tanti i temi sulla prealpina di domani disponibile in edicola e su supporti digitali. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Angelo Perna. Grazie Marco. Sulla prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali, spazio alle reazioni all'inchiesta della Procura di Varese sulla comunità militante dei 12 Raggi. Dal gruppo neonazista, dopo perquisizioni e sequestro di materiale, parlano di durissimo attacco, mentre il deputato Nicola Fratoianni auspica che l'associazione di Azzate sia chiusa definitivamente. Nelle pagine di economia, Emanuela Spagna intervista l'imprenditore bustocco Michele Tronconi, con il quale ha fatto il punto in particolare sul cosiddetto inverno demografico, sul calo delle nascite e sulle ripercussioni nello sviluppo del territorio. A Palazzo Estense poi è stato presentato il tradizionale appuntamento dell'estate. Torna infatti la festa del rugby dal 12 al 14 giugno negli spazi del campo di Giubiano. Molto ricche anche le pagine di sport, a partire da voci, ipotesi e conferme sui primi colpi del mercato estivo della pallacanestro varese e dei mastini dell'hockey. Ampio spazio anche al calcio, con gli ultimi aggiornamenti sul futuro della Pro Patria. Poi, come ogni giovedì, in edicola con Prealpina troverete anche l'inserto oltre. Questa settimana la copertina è dedicata alla Varese Van Vlaanderen, competizione ciclistica in programma questa domenica con Grazie Angelo, con questo per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani. Buona serata.